Preso in dosso buono. Occhio per adesso ancora il passivo chiamato per la Cellini. Serena Ingarrua però col suo passo, conclusione che finisce sotto le gambe. Palla rimbalzata addosso, sta per entrare lentamente, ma è stata attenta a prendere la sua linea. Che Mazzieri palla dall'altra parte sull'ala, conclusione! Ilaria Lain. Permesso la chiusura di Tanic anticipata. De Marchi cerca spazio, eccolo un buon passaggio per Lain. Conclusione addosso Martina Brock. Poi ancora Lain, Martina Brock! Cabrini a lanciare Zanette. Torna indietro adesso Mazzieri, però l'1 contro 1 con la Zanette, finta, grande incursione, che conclusione Zanette. Subito finta De Marchi per Zanette, palleggio dall'altra parte, quanto spazio per Salvaro che non sbaglia. Palla dietro per De Marchi che però non attacca forse solo una, palla per Zanette, conclusione sotto l'incrocio. Avanti Prela, scarico, Serena Ingarrua, conclusione, traversa piena, poi la può riprendere Serena Ingarrua, pallonetto bellissimo, ha fatto tutto lei. Un po' imprecisa per Borrini che ci riprova, poi che palla strana di Ivana Jogap, un po' mezza girella praticamente, poi Serena Ingarrua, ancora Ivana Jogap, scavalcamento, Ivana Jogap! Dietro Serena Ingarrua aveva l'occasione, aveva trovato lo spazio, ma manca ancora la conclusione. Poi dall'altra parte Salvaro che prova ad andare, stacco col destra, Martina Brock salva Capricavoli, ma si perde la difesa della Cellini, pallonetto intelligente, si è persa completamente l'esultanza della difesa della Cellini. Che ingenuità e fine primo tempo, ma ne approfitta bene Slosso Buono che non muore mai. Buona la retroguardia, soprattutto la guardia di Martina Brock. Poi Serena Ingarrua col suo passo, tarsi pubblico del palla farfalle, palla dietro, preleva e Serena Ingarrua conclude. Serena Ingarrua per Borrini però sull'ala destra, ancora Ivana Jogap, buona la palla per Sara Rubi che non sbaglia da lì. La azione è molto simile a quella di prima, ora deve tirare però Serena Ingarrua, tanto spazio, ancora in grazia, poi Zanette sotto il 7, a mano già calda per i rigori. Borrini passaggio alto, poi Serena Ingarrua, Tanic prova ad attaccare, preferisce andare dietro da Serena Ingarrua e poi bella la palla per Sara Rubi che appoggia, poi recupero, ecco il lancio in avanti, la corsa, poi la spinge in rete Costanza Pavalini, scorre il tempo, Dossobuono prova a correre ancora, palla dall'altra parte, quanto spazio per Mazzieri, e 7 fino a 2 minuti fa, ora è a -3, 23-20, 3 minuti alla fine. Sara Rubi, corsa di Serena Ingarrua, finta ancora Serena Ingarrua che stavolta non sbaglia e ci mette una gran pezza, deve essere anche la palla della vittoria o della sconfitta. Conclusione Mazzieri, mamma mia che gol, e che gol importante. 2 minuti alla fine, Ivana Jogap, conclude Ivana Jogap, ma bene ancora l'attacco di Dossobuono, ci prova ancora, sfonda la porta Mazzieri, sottoliere praticamente. Attenzione a Ivana Jogap che ci prova ancora, ma Maddalena Cabrini c'è, la palla finisce però su Maja Tanic che prova ad andare, a tanto spazio Maja Tanic, va ancora indietro Mazzieri dall'altra parte, Cabrini, parata di Sanina Bulele, non sbaglia il passaggio, quindi può riprendere Dossobuono, ma finisce qui. La Cellini Padova vince contro Dossobuono 26-24.